Sia lodato Gesù. Guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete quale? La curiosità. L'Apostolo diceva: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi, perché la curiosità è un difetto che distrugge innanzitutto la carità, ci fa perdere la pace con noi stessi, rompe i vincoli della carità con il prossimo e le conseguenze ognuno le può misurare, perché chi più e chi meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della curiosità. Perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Poi tutto il resto non ci deve importare proprio nulla. Una sola cosa ci deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Adesso vi impartisco la benedizione a più larga da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti.